Sì. Prima di tutto gruppo molto forte, molto unito, spogliatoio allegro. Purtroppo è una squadra che ha avuto tantissimi assenti, tantissimi infortunati e comunque una squadra forte. Comunque abbiamo Giovannetti, fratelli Perelli, Gian Donato, è venuto comunque anche Giordano con noi. Insomma, voglio dire, è una squadra che spera di potersi salvare e di dare tanto. Poi dopo il campo parlerà per noi. Per quanto riguarda il discorso Gian Donato, è un giocatore fortissimo, un giocatore di esperienza, un giocatore che ha militato in alte categorie e giustamente chiedevo le punizioni a lui perché so che tira destro e sinistro e le piazza bene. Per quanto riguarda l'espulsione la ritengo quasi incomprensibile. Falli nella norma, comunque vabbè, l'arbitro ha deciso così, non stiamo a discutere su queste cose. Sarà un'assenza pesante, vedremo comunque con gli altri giocatori di poter affrontare la prossima gara. E Real Granella è una squadra molto forte, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Sicuramente noi abbiamo voluto questa vittoria tanto, ce la siamo preparata bene in settimana e evidentemente anche i valori di alcuni giocatori hanno fatto la differenza. Grazie mister, alla prossima. Prego.